Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con l'approfondimento dedicato alla salute. Come sempre vi ricordo che anche voi da casa potete partecipare alla trasmissione telefonando al numero che vedete in sovraimpressione. Quest'oggi parleremo di un tema sicuramente di grande interesse e di grande attualità, è quello del fumo e di quelli che sono i trattamenti che vengono messi in atto dall'ULSS 2 della marca trevigiana per liberarsi dalle sigarette. Abbiamo qui con noi, e le ringrazio per essere nostre ospiti, la dottoressa Eva D'Incecco, direttore del Dipartimento Dipendenze dell'ULSS 2 della marca trevigiana. Buongiorno dottoressa. E la dottoressa Maria Grazia Pasinato, referente per il tabagismo del Dipartimento appunto delle Dipendenze dell'ULSS 2. Buongiorno dottoressa, grazie dunque per essere con noi. Vi chiedo subito una cosa, perché stavo per partire già nel titolo dicendo per liberarsi dal vizio delle sigarette, no? Un retaggio un po' di qualche anno fa. È davvero un vizio quello delle sigarette, dottoressa? No, diciamo, abbiamo un attimo svecchiato questa terminologia, nel senso che per noi perché ovviamente è una dipendenza vera e propria, e quindi l'abitudine al fumo è una malattia che viene annoverata fra le varie dipendenze, che quindi ci sono servizi specialistici come il nostro che trattano, e poi insomma magari avremo modo di spiegarvi in che modo, anche sia ambulatorialmente che con trattamenti rivolti ai gruppi, affrontiamo questa dipendenza, ma appunto sottolineo è una dipendenza, quindi è una forma e un uso di una sostanza che è quella della nicotina, che dà una problematica a livello sia fisico che psicologico che sociale, quindi una vera e propria dipendenza da affrontare da più punti di vista, sia dal punto di vista della sintomatologia fisica che con trattamenti che vanno a sostenere e aiutare questa nella disassuefazione da questa abitudine. Ecco, voi avete condotto un'indagine anche molto dettagliata, abbiamo delle slide da farvi vedere che ci aiutano, no, ad inquadrare quello che è il problema del quale stiamo parlando. Quanto è diffuso, dottoressa D'Incecco, il fumo nell'ULSS 2, nel territorio dell'ULSS 2? Sì, abbiamo dei dati anche più recenti, centrati appunto sulla provincia di Treviso, in quanto come Dipartimento delle Dipendenze insieme a altri attori c'è un tavolo di lavoro che si chiama Osservatorio Provinciale per le Dipendenze, che ha svolto anche un'indagine sugli studenti delle scuole superiori della provincia di Treviso, quindi su un campione rappresentativo di ragazzi dai 14 ai 19 anni, quindi in tutti i 5 anni delle scuole superiori. E ci ha permesso di analizzare quelle che sono anche le abitudini. L'indagine in realtà era rivolta a chiedere e indagare gli stili di vita in generale degli adolescenti, ma in questa indagine andava esplorata anche l'abitudine al fumo, sia all'uso di sigarette tradizionali che di sigarette elettroniche. E questi dati quindi ci hanno rilevato, vedo che si vede anche il grafico, che dei ragazzi intervistati più del 60, circa il 60% non dichiara di aver mai fumato, ma una percentuale che complessivamente è del 30% dichiara di aver fumato nei 30 giorni precedenti l'indagine almeno una sigaretta, e di questi circa il 17% ha fatto uso di sigarette sia tradizionali che elettroniche, un 10% circa solo sigarette tradizionali e un 7% la sigaretta elettronica. Il dato che però ci ha anche interessato, ecco, è questo che vediamo della differenza per classi di età, quindi ragazzi dai 14 ai 18 anni vediamo come aumenta il consumo, l'abitudine all'uso di sigarette,
dal 14% circa mediamente nei 14enni al 40% nei 18enni, e non so se si vede bene, quello che è interessante è anche l'inversione di tendenza che c'è stata. Delle ragazze. Brava, esattamente, dove vediamo che a differenza di diversi anni fa, adesso nei giovani, nei giovanissimi, il consumo nelle ragazze è più elevato in percentuale rispetto ai ragazzi. Cosa che nella popolazione invece adulta è differente, perché negli adulti, quindi dai 18 anni in più, gli studi PASSI ed ESPAD rilevano che la percentuale maggiore di consumatori di tabacco sono i maschi rispetto alle femmine. Per quanto riguarda però le percentuali di fumatori, siamo comunque in linea, anzi un po' al di sotto rispetto alla media nazionale, perché in Italia, secondo i dati dell'ESPAD, il 19% circa dei giovani, quindi diciamo un 20% di giovani fuma, si dichiara fumatore, cioè che consuma abitualmente e quotidianamente sigarette. Nel Veneto abbiamo invece una percentuale minore, il 14% di ragazzi fuma quotidianamente e il 16% usa la sigaretta elettronica. Quindi un trend che è leggermente in riduzione, che è anche in linea con quello che è stato osservato negli ultimi anni, cioè dal 2008 ad oggi. Noi abbiamo i dati più recenti relativi al 2023, quindi dal 2008 al 2023 c'è stata una riduzione di percentuale dei fumatori in generale nella popolazione adulta, da un 25% circa a un 20% attuale di fumatori, tranne un piccolo picco di aumento nel periodo del Covid, quindi fine 2020-2021, ma è un trend in riduzione quello dell'abitudine al fumo, e comunque leggermente inferiore rispetto alla media nazionale. Ecco, stavamo vedendo prima nell'ultima slide che ha mandato in onda la nostra regia, eccola qui, quelli che sono i principali danni del fumo, perché tutti sappiamo insomma i danni ai polmoni, ma non solo di polmoni stiamo parlando. Assolutamente, il rischio nel consumare tabacco e in generale nell'abitudine al fumo non è soltanto a livello respiratorio, ma appunto, come vedete dall'immagine, i danni si riscontrano in tutto l'organismo praticamente, principalmente nel sistema respiratorio, ma anche in quello cardiovascolare. Se pensiamo che normalmente viene rilevato che il fumo causa circa 93.000 morti l'anno in Italia, ci viene insomma da pensare quanto sia rilevante, quanto sia un ordine non solo di salute personale ma di salute pubblica, anche quello dell'importanza della disassuefazione dal fumo, perché i morti dovuti al fumo di sigaretta sono superiori a quelli, se mettiamo insieme, dovuti ai danni dell'alcol, AIDS, omicidi, suicidi e anche all'uso di sostanze stupefacenti. Quindi tutti assieme sono meno di quanti ne fa il fumo da solo. Esatto, che poi il fumo non è da solo, ovviamente c'è anche con partecipazioni di altri fattori di rischio, perché insomma è difficile andare ad analizzare esclusivamente il rischio dovuto al fumo, ma il fumo sicuramente ha un componente prevalentemente anche nelle patologie oncologiche molto rilevanti. 9 tumori su 10 a livello polmonare sono dovuti al fumo di sigaretta. L'abbiamo visto proprio pochi giorni fa, no? Era la giornata mondiale contro i tumori, ed abbiamo visto proprio che uno dei dati più significativi è proprio questo. No? Non soltanto a livello oncologico, a livello polmonare si manifestano questi effetti, ma a livello di tutto l'organismo, perché tumori del cavo orofaringeo, della laringe, della faringe, dell'esofago, ma anche poi della vescica, del pancreas e anche del sangue sono correlati anche all'uso di tabacco. Poi ovviamente si evidenzia principalmente a livello polmonare,
con le forme tumorali, ma non solo, perché anche l'enfisema, la broncopneumopatia cronica ostruttiva, il rischio, la bronchite cronica, sono tutte patologie ovviamente legate al fumo di sigaretta. Ecco, dottoressa Pasinato, veniamo da lei per fare un po' un focus su quelle che sono le abitudini di consumo nei fumatori. Come sono cambiate negli anni, nel tempo? Allora c'è, non so se compare nella slide, ecco questo studio molto interessante dell'Istituto Superiore di Sanità che ha riportato proprio una serie storica dagli anni 50 ai giorni nostri. Ci mostra proprio una inversione di tendenza nei maschi e nelle femmine tra gli anni 50 e più o meno gli anni 80 e gli anni 90, in cui c'è stato un drastico calo nella popolazione di fumatori maschile e invece un forte incremento della popolazione femminile. Qui stiamo sempre parlando di popolazione adulta 18-64 anni. E da un certo punto in poi, quindi intorno agli anni 90, il trend, 80-90, il trend è andato, è proseguito in modo parallelo, però sempre con la prevalenza dei maschi superiore rispetto alle femmine, questo appunto per quanto riguarda la popolazione adulta. E negli adulti, forse nella successiva si vede meglio, anche qui vediamo che il consumo di tabacco è in diminuzione, però negli ultimi anni un po' meno di quanto ci si potrebbe aspettare. Questo studio rispetto al precedente ha dei valori diversi perché ha una range d'età più ampia, perché arriva fino agli 84 anni. In quella dopo si vede che se da un lato è diminuito negli adulti il consumo di sigarette tradizionali, c'è stato un incremento negli ultimi anni delle sigarette elettroniche e dei prodotti, diciamo, a tabacco riscaldato. Questa tendenza si vede, forse quella successiva, ecco, c'è una notevole differenza di genere e per età, soprattutto per quanto riguarda questi nuovi prodotti. Per cui sempre nella popolazione adulta la percentuale di consumatori di sigarette elettroniche è molto più elevata, siamo intorno insomma, al 26%, 25-26% rispetto invece alla popolazione over 50. E questo è quello che vediamo quotidianamente, no? Certo. Basta girare per le nostre città e si vede che chiaramente la sigaretta elettronica sia molto più utilizzata dai ragazzi, dai giovani, dai giovanissimi appunto rispetto alle persone adulte e più anziane. Magari dopo vediamo anche di capire un po' quelli che sono i danni della sigaretta elettronica, di sfatare anche questo mito che tanto la sigaretta elettronica non fa nulla. In realtà non è proprio così e dopo lo vediamo. Prego, dottoressa. Sì, infatti nelle diapositive si vede proprio che per i giovanissimi c'è stato un calo delle sigarette tradizionali. Anche qui non stiamo parlando di grossissimi numeri, per cui a fronte di un drastico calo degli anni scorsi poi il trend è andato diminuendo, ma un po' più lentamente. Vediamo appunto che il Veneto si colloca a una percentuale di fumatori inferiore rispetto alla media nazionale, però se invece vediamo il consumo, la slide successiva, ci mostra l'impennata invece che hanno avuto le sigarette senza combustione e le sigarette elettroniche, che quindi sono dei mezzi, come dire, molto più accattivanti dal punto di vista del marketing, dell'immagine, di come si presentano questi prodotti colorati, profumati. E questo viene ampiamente sottostimato, diciamo, l'impatto che possono avere nella salute dei ragazzi in particolare, ma in generale delle persone, perché sono sostanze che non sono come dire, sottoposte a dei controlli come le sostanze alimentari, ma in realtà vengono inalate, per cui molti studi anche recenti hanno dimostrato danni alle vie respiratorie e alcune delle sostanze contenute all'interno delle sigarette elettroniche sono cancerogene come la formaldeide e inoltre sono degli importanti inquinanti perché contengono delle batterie, vengono smaltite nel rifiuto secco non riciclabile e quindi oltre, diciamo, se vogliamo parlare del danno individuale c'è anche da considerare l'aspetto ambientale che non va sottovalutato. Danno l'impressione di essere meno innocue perché non essendoci il monossido di carbonio viene meno quell'aspetto legato magari all'affaticamento fisico dovuto invece alla scarsa ossigenazione dovuta al monossido di carbonio. Tuttavia insomma, sono sostanze, cioè contengono nicotina che è la sostanza che dà dipendenza e di conseguenza tutto quello che ne consegue.
E quindi creano dipendenza pure le sigarette elettroniche, certo, come la sigaretta tradizionale. Dottoressa D'Incecco, quali sono le difficoltà che si incontrano nello smettere di fumare? Perché molte persone sono consapevoli anche dei rischi che corrono, sono consapevoli dei danni che fanno al proprio organismo, però non riescono a smettere di fumare. Esattamente, proprio così. Più della metà dei fumatori cerca nell'arco dell'anno di interrompere l'abitudine al fumo, quindi cerca di smettere di fumare, ma pochissimi riescono in autonomia. In realtà abbiamo visto che da studi, insomma, ecco, circa il 5% dei fumatori riesce a smettere da solo di fumare. Alcuni hanno bisogno di aiuto, altri non riescono a interrompere questo circuito perché, come dicevo, la nicotina, abbiamo appunto già detto, dà una forte dipendenza. Dà una dipendenza perché è proprio una sostanza psicoattiva, cioè che agisce a livello del sistema nervoso centrale, aumentando la presenza di un neurotrasmettitore appunto nel sistema nervoso centrale, che è la dopamina, che è quella sostanza che dà quella sensazione di benessere, cioè aumenta il meccanismo della gratificazione, fa star bene e fa star bene in pochissimi secondi, quindi l'effetto del fumo di sigaretta viene percepito come un effetto piacevole che dà rilassamento e benessere in pochissimi secondi. Quindi ovviamente è la risposta a un momento di stress, può essere a un affaticamento emotivo che si vive e provoca in tempi rapidissimi una dipendenza vera e propria fisica. Che vuol dire? Vuol dire che per avere questo effetto piacevole si ripete l'uso il consumo di tabacco, lo si ripete ripetutamente durante la giornata per avere sempre la stessa, per arrivare a raggiungere sempre lo stesso effetto piacevole, e in questo si innesca sia un'abitudine che una dipendenza fisica che fa sì che diventi difficile allontanarsi poi dall'abitudine. Una dipendenza fisica, tra l'altro, che come dire, va a incidere anche proprio su quelle che sono le abitudini quotidiane. Il fumatore incallito che al mattino, se non ha la sigaretta e il caffè, non riesce ad andare in bagno, per esempio, oppure nel momento di nervosismo, di cosa, se uno non ha la sigaretta si sente perso. Quindi sono proprio delle dipendenze che vengono a condizionare anche tutta quella che è poi la vita quotidiana della persona. C'è una dipendenza psicologica, come ha detto lei, no? Che può essere dovuta al momento della giornata, quindi all'abitudine, alla correlazione del momento del caffè o della pausa dal lavoro. Magari ogni 2 ore ho quei 15 minuti di pausa e automaticamente collego quei 15 minuti all'accensione di una sigaretta, oppure prima di andare a dormire mi rilassa, altrimenti faccio più fatica ad addormentarmi, e quindi l'abitudine all'uso serale. Ma oltre a questa dipendenza psicologica è la dipendenza fisica che alimenta il meccanismo della continuazione dell'uso, perché appunto sono irrequieto se durante la giornata non riesco a fumare, sono irrequieto se so di non avere a disposizione, a portata di mano, il pacchetto di sigarette, perché so che andrò incontro a dei sintomi astinenziali. In realtà la nicotina dà dei veri e propri sintomi astinenziali già poche ore dopo l'interruzione, i sintomi che sono appunto l'ansietà, l'irrequietezza, l'aumento dell'appetito, anche una difficoltà a concentrarsi, e se cerco di smettere di fumare so che ho difficoltà per esempio a dormire nel tempo, e questi sintomi possono durare anche diverse settimane da quando si interrompe l'uso delle sigarette. Quindi lo smettere di fumare che si autoalimenta fino a quando uno non riesce a mi mette in difficoltà fisicamente, smettere di fumare psicologicamente, tendo quindi a ricadere, cioè non riesco a mantenere il proposito di smettere l'uso di tabacco. Ecco, dottoressa Pasinato, che tipo di interventi voi proponete per appunto aiutare la popolazione a liberarsi dal vizio del fumo?
dal vizio no, scusatemi, dalla dipendenza del fumo. Certo, allora l'azienda ULSS 2 fa parte, come tutte le altre aziende della Regione del Veneto, alla rete veneta degli ambulatori per smettere di fumare, quindi la Regione ha negli anni implementato un sistema per la dismissione dal fumo di comprovata efficacia, nel senso che ci sono stati degli studi e i trattamenti che vengono proposti sono coerenti con le linee guida nazionali e internazionali. In particolare l'ULSS 2 appunto, ha gli ambulatori di secondo livello che sono collocati all'interno dei servizi per le dipendenze. E gli ambulatori sono nati, il primo ambulatorio è nato nel 2005 nella ex ULSS 8 a Castelfranco, poi nel 2022 sono stati aperti anche gli ambulatori a Treviso, Treviso Nord, Treviso Sud, Oderzo e Pieve, quindi attualmente la nostra ULSS dispone di 5 ambulatori per smettere di fumare. All'interno di questi ambulatori si svolge un'attività multiprofessionale. Ecco, c'è da dire che l'accesso all'ambulatorio è gratuito, non prevede l'impegnativa del medico di medicina generale, si accede telefonando in segreteria, insomma, agli orari di apertura e quello che viene fatto, il percorso che viene fatto consiste in una valutazione multiprofessionale proprio per comprendere la dinamica nella sua complessità, quindi comprendere la motivazione, comprendere la gravità della dipendenza, la storia tabaccologica e dei tentativi precedenti che spesso appunto i fumatori possono avere fatto, e questa valutazione viene fatta dall'infermiere e dallo psicologo o dall'educatore a seconda della situazione. Quando viene rilevato un livello di dipendenza fisica di una certa entità o comunque una difficoltà importante a smettere di fumare, viene integrata la valutazione medica per il trattamento farmacologico che rappresenta insieme al counseling cognitivo-comportamentale il trattamento di maggiore efficacia. Il percorso ha una durata personalizzata, nel senso che andiamo dai 5 agli 8-10 incontri cadenzati nell'arco di qualche mese, perché la persona viene accompagnata in un piano di trattamento che viene concordato e viene accompagnata non solo alla dismissione ma anche alla prevenzione delle ricadute, proprio perché il problema molto spesso non è solo quello di riuscire a smettere di fumare, ma mantenere il risultato. Certo. E è anche importante lavorare sui fattori di rischio legati per esempio all'alimentazione, all'uso di alcol, all'attività fisica, in modo da consentire una presa in carico che si rivolge allo stato di benessere della persona, quindi un cambiamento di stile di vita. Infatti si parla molto per esempio di promozione del movimento, quindi di fare attività fisica, di non sostituire la sigaretta con il cibo, perché a volte spesso c'è questo scambio, no, di comportamenti, e vengono anche insegnate delle tecniche per la riduzione dello stress, quindi per affrontare quei momenti di ansia legati alla sospensione, come diceva la collega, e legati alla crisi di astinenza. E poi diciamo, se si incrementa il benessere complessivo della persona, uno è anche incentivato, no? Certo. a non ricadere se, Certo, se si sente meglio. La sì, è un vero e interrompo proprio un attimo. percorso di salute. Certo, la interrompo un attimo, dottoressa, perché ci segnalano dalla regia che abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi parla? Senta, io chiamo da Trieste. Buongiorno, signora. Buongiorno a lei. Io sono stata anche in un centro per alcolismo che non bevo e per tabachismo, perché da Trieste esistono questi centri. Mi hanno dato delle pastiglie da prendere, una la mattina e una la sera, per smettere di fumare. Mi dicevano che mi bastava una scatola, anche perché hanno un costo non indifferente, elevato, ma a me non ha fatto nessun effetto. Le faccio presente che ho 79 anni e fumo da quando avevo 14 anni. Ecco, allora adesso non riesce a smettere. Allora sentiamo dalla dottoressa che consigli le può dare, signora. Grazie per averci chiamato. Ecco, qui è una dipendenza davvero di lungo corso. Chi vuole rispondere alla signora? Ma provo io insomma a rispondere, perché sì, una dipendenza da lungo corso con un tentativo anche importante, no? Perché rivolgersi a un centro residenziale, mi pare di aver capito, un trattamento residenziale ha fatto la signora, c'è un ricovero, diceva,
o no? Non mi pare di aver capito, Un centro ambulatoriale. Comunque insomma ha avuto sicuramente la motivazione e anche l'impegno per cercare di smettere. Poi non so che cosa abbia assunto come farmaco. È vero che adesso ci sono proprio di recente anche introduzione nella terapia farmacologica di farmaci che aiutano a ridurre i sintomi astinenziali e quindi facilitano la disassuefazione dal fumo, che sono sì costosi, perché cioè costosi nel senso sono a pagamento, non sono erogati, non sono mutuabili e non sono erogabili dal nostro sistema regionale veneto. Però aiutano sicuramente la signora in un centro di secondo livello specialistico con un trattamento individuale potrebbe essere aiutata nella disassuefazione, nel senso che non c'è soltanto l'aspetto farmacologico e medico, ma c'è l'aspetto anche del sostegno psicologico, perché ogni ricaduta anche nell'abitudine al fumo aiuta a capire quali sono state le strategie applicate inefficaci, ma anche a lavorare su un piano di intervento differente, quindi lavorare con un terapeuta che aiuti a capire qual è stato il meccanismo del fallimento, del tentativo di smettere di fumare, che cosa invece si può valorizzare in quello che è stato fatto, anche individualmente, è un'occasione, è un'opportunità per arrivare all'obiettivo, che è quello di smettere di fumare. Adesso non so se a Trieste, nel centro, insomma, ecco, dove si è rivolta la signora, sicuramente potrà avere questo tipo è probabile che possa avere questo tipo di trattamento, perché dobbiamo anche dire che gli ambulatori per smettere di fumare non sono presenti in tutto il territorio nazionale, non sono strutturati nello stesso modo come sono strutturati nel nostro territorio, perché non rientrano in quelle prestazioni che sono nei LEA, cioè nei livelli essenziali di assistenza, e quindi non tutti i servizi per le dipendenze hanno lo stesso tipo di intervento per il tabagismo. Ecco, colgo l'occasione dalla telefonata per farle un'altra domanda, dottoressa. È chiaro che prima si comincia a smettere di fumare, meglio è, ma c'è un'età nella quale uno può dire vabbè ormai insomma, i danni sono fatti? No, assolutamente. In qualunque momento, epoca della propria vita si smette di fumare, sicuramente si ha un beneficio per la propria salute, perché più è duratura l'astinenza dal fumo e migliori sono i benefici per la nostra salute. Sicuramente alcune patologie ritornano ad avere un rischio di frequenza uguale al non fumatore dopo diversi anni, cioè dopo aver smesso di fumare da 10-15 anni sia i livelli di rischio cardiovascolare che oncologico tornano quasi alla normalità, cioè rispetto come per una persona, come non un fumatore. Ma i benefici anche a breve termine sulla respirazione, anche su aspetti che sembrano banali ma anche esteriori, anche della pelle, del recupero dell'olfatto e del gusto, cioè su cose anche meno impattanti si hanno nel breve tempo, così come sulla possibilità di fare anche movimento e attività fisica senza affanno, quindi la capacità respiratoria recupera dopo pochi mesi, poche settimane. Quindi anche la qualità della vita, la qualità della vita migliora subito, ecco, quindi non c'è un'età, insomma, anzi. Prima si smette sicuramente, prima si guadagna in salute, ma qualunque età va bene per avere un beneficio, un miglioramento. Allora, noi ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia, restate con noi, ci rivediamo tra poco.
Eccoci nuovamente in diretta con l'approfondimento dedicato alla salute, quest'oggi sul tema del fumo e delle strategie, dei trattamenti messi in atto dall'ULSS 2 per smettere di fumare. Qui con me abbiamo la dottoressa Eva D'Incecco, direttrice del Dipartimento Dipendenze dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, e la dottoressa Maria Grazia Pasinato, referente per il tabagismo dello stesso Dipartimento. Dottoressa Pasinato, come funzionano i gruppi per smettere di fumare? Ecco, allora, i gruppi per smettere di fumare, anche questi come gli interventi ambulatoriali, sono dei trattamenti di secondo livello, cioè dei trattamenti specialistici condotti da personale formato che utilizza come strumento principale per il cambiamento proprio il gruppo, cioè attraverso il confronto di gruppo tra i fumatori. C'è uno scambio di esperienze, c'è l'assenza di giudizio perché c'è un riconoscimento di una tematica comune e c'è una condivisione anche di strategie efficaci per smettere di fumare. Questi gruppi vengono condotti nella nostra regione da molti anni, sempre seguendo la metodologia regionale, e sono condotti da personale formato. Nel nostro territorio, grazie appunto al piano triennale per le dipendenze che ha consentito un finanziamento dedicato, questi gruppi si svolgono in collaborazione con un privato sociale, la cooperativa Sonda, che effettuano insomma, questi percorsi in orario serale per un tempo indicativamente dell'arco di un mese, quindi ci sono delle serate ravvicinate. È stato scelto questa formula dell'orario serale proprio per consentire una maggiore affluenza da parte della popolazione, perché è un percorso che richiede un certo tempo, perché sono 8 incontri, appunto cadenzati con degli incontri ravvicinati e poi degli incontri settimanali, e il personale che lo conduce è uno psicologo, è un educatore, e vengono coadiuvati in alcune serate da altro personale, il medico per gli aspetti strettamente sanitari, un esperto dell'alimentazione e del movimento per lavorare appunto su tutte le determinanti della salute. Vengono date delle strategie proprio per smettere di fumare, per incrementare la motivazione grazie appunto al confronto con gli altri, e anche insegnate delle vere e proprie strategie per gestire i sintomi dell'astinenza. Non vengono impiegati all'interno di questi gruppi trattamenti farmacologici perché chiaramente richiedono un approccio individualizzato, però i gruppi serali sono in rete con gli ambulatori, quindi se ci sono delle persone all'interno dei gruppi che presentano delle particolari difficoltà che solo il gruppo da solo non riesce a consentire la dismissione completa, vengono agganciati all'ambulatorio. Il prossimo gruppo partirà il 19 di febbraio a Conegliano. Il precedente piano triennale ha visto oltre 200 persone partecipare a questi gruppi e ne sono previste per questo prossimo biennio 2025-2026 6 edizioni. La prima appunto partirà il 19 febbraio a Conegliano, poi in primavera ne verrà effettuata un'altra a Treviso e in autunno nel distretto di Asolo. E quindi insomma c'è una bella partecipazione e una bella offerta anche. Anzi, dobbiamo a volte chiudere le liste d'attesa perché abbiamo più richieste di quelle che riusciamo a soddisfare con i gruppi. Ecco, che risultati si ottengono, dottoressa, con queste attività insomma, di gruppo e con i percorsi ambulatoriali? Certo, allora i risultati sono sovrapponibili a quelli che riscontriamo in letteratura, ossia a livello ambulatoriale abbiamo delle percentuali di dismissione, diciamo mediamente un 36%, anche se è un dato che risente molto della presenza o meno di elementi di complessità, perché negli ambulatori di secondo livello spesso arrivano persone che hanno delle patologie fisiche o delle patologie psichiatriche o una forte dipendenza, per cui c'è un'oscillazione tra un 30% di dismissione appunto nei pazienti che hanno più livelli di complessità e oltre il 40%, abbondantemente sopra il 40% invece per quei pazienti che non presentano tutti questi elementi aggiuntivi, diciamo, ulteriori fattori di complessità. Per quanto riguarda i trattamenti per smettere di fumare, l'efficacia è più alta, siamo intorno al 55%, e anche qui però c'è una differenza tra i fumatori più giovani e i fumatori che fumano meno di 10 sigarette, quindi dove la percentuale va al 68%.
Non sono popolazioni sovrapponibili, le popolazioni ambulatoriali e quelli dei gruppi, proprio perché tutto sommato si rivolgono a due fasce di popolazioni un po' diverse. Le persone che si iscrivono ai gruppi sono mediamente un po' più giovani, hanno comunque un livello di dipendenza fisica inferiore, per cui hanno già l'aspettativa che il percorso sarà un percorso di gruppo senza terapia farmacologica e quindi non sono popolazioni certo, sì, sono proprio due tipologie differenti. Sono però dei percorsi che possono intrecciarsi perché per esempio i pazienti che vengono in ambulatorio possono essere orientati ai gruppi e viceversa. Stiamo sperimentando anche dei piccoli gruppi a livello ambulatoriale, quindi questa diciamo è un po' una novità di quest'anno. Ecco, dottoressa D'Inceco, ne abbiamo già accennato prima, ma insomma su quelli che sono i benefici, no? Dicevamo, abbiamo anche una slide così la facciamo vedere, perché sì, sul lungo termine dicevamo anche benefici immediati che possono essere di grande stimolo, no? Per continuare, per andare avanti in questo percorso. Sì. Dicevamo appunto che non è mai troppo tardi per smettere di fumare perché gli effetti benefici dell'interruzione dell'uso di sigarette li abbiamo già a partire da pochissime ore dopo l'interruzione fino a anni. Infatti dopo pochi minuti dall'ultima sigaretta non la vediamo ma insomma si sente che la pressione arteriosa torna già nella norma, quindi la pressione si normalizza, l'ossigenazione per la riduzione del monossido di carbonio in circolo torna normale e in pochissimi giorni il respiro migliora, si sente, migliora l'olfatto e anche il gusto e dopo poche settimane, 2 o 3 mesi, la funzione polmonare recupera del 30%, quindi non è poco, già dopo pochissime settimane il miglioramento è anche percepibile nettamente dalla persona che smette di fumare. Inoltre migliora la circolazione, a livello della pelle si vede una maggiore luminosità, nonché la tosse per chi ha la bronchite cronica, insomma per chi è abituato a tossire molto si vede che si riduce. Nel tempo invece medio più lungo vediamo che in 5 anni si riduce del 50% la probabilità di avere un tumore all'esofago o alla via orale, quindi il primo tratto orofaringeo. In 10 anni si riduce del 50-70% la probabilità di un tumore al polmone, quindi notevolmente già in 10 anni il beneficio è evidente. Riduzione del 50% del tumore alla vescica in alcuni anni e il rischio di ictus diventa simile a quello di un non fumatore tra i 5 e i 15 anni, quindi a livello anche cardiocircolatorio in 10-15 anni si riducono notevolmente i rischi di un evento avverso. Ecco dottoressa, ritornando, ormai abbiamo ancora poco tempo, ritornando a dove siamo partiti, l'indagine che voi avete effettuato in particolare proprio sui ragazzi, sui giovani, sono dei dati che vi preoccupano e come intendete proprio focalizzare l'intervento per queste specifiche, per questa specifica fascia di età e di popolazione che poi appunto vista la giovane età è quella che avrà anche i maggiori benefici nel tempo e nel futuro e nel loro progetto di vita? Allora, dicevamo che sono in linea con un andamento nazionale, quindi non ci preoccupano particolarmente perché vediamo che quindi i nostri giovani sono simili, hanno dei comportamenti simili a quelli dei loro coetanei in tutto il territorio nazionale. L'indagine che abbiamo fatto inoltre esplorava l'abitudine all'uso di sigaretta in maniera anche ricreativa, perché non andava a indagare esclusivamente chi utilizza quotidianamente, ma anche chi ha il contatto con appunto la sigaretta o la sigaretta elettronica, con un uso che diciamo più ricreativo, cioè in un ambiente sociale, nella frequentazione dei propri coetanei. Sicuramente ci fa pensare che dobbiamo continuare a svolgere dei percorsi di sensibilizzazione e di informazione, soprattutto su queste fasce di età, quelle dei più giovani, perché
Ovviamente, come dicevamo, l'abitudine anche limitata nel tempo a una sostanza così pericolosa che dà così frequentemente dipendenza può portare ad avere degli adulti tabagisti. Ci allarma un pochino e ci mette nella condizione di dover guardare anche con uno sguardo da più angolazioni la problematica rispetto al fumo, rispetto appunto alle diverse tipologie di sostanza, di tabacco che ci sono in commercio. Quindi abbiamo evidenziato come è arrivato sul mercato l'uso delle sigarette elettroniche e come soprattutto nei giovani questa abitudine sia frequente, e quindi ci preme sensibilizzare appunto tutti e anche i giovani sulla non innocuità della sigaretta elettronica, perché forse quello che abbiamo osservato è che viene a volte considerata come una forma di uso meno dannosa rispetto alla sigaretta tradizionale. Di fatto non è così, è vero che contiene meno sostanze cancerogene rispetto alla sigaretta tradizionale, ma ha una percentuale di nicotina relativamente elevata, quindi in grado di dare dipendenza assolutamente come le sigarette tradizionali, e anche una dipendenza più sociale accentuata, cioè un'abitudine al consumo fra gruppo di coetanei che può generare più facilmente una dipendenza negli anni successivi. Ecco, dottoressa Pasinato, quando si tratta di giovani, giovanissimi anche, perché abbiamo visto insomma età adolescenziale, gli interventi diciamo che mettete in atto per aiutare questi ragazzi, in che cosa si diversificano rispetto a quelli degli adulti? Ecco, c'è da dire che negli ambulatori non accedono giovanissimi che chiedono di smettere di Quindi è fumare. difficile anche riuscire a intercettarli, sì, ragazzi, perché a portarli certo, sono in una fascia, come dire, d'età dove sono più diciamo legati alla sperimentazione, e quindi il desiderio da parte loro di smettere non c'è. Può esserci la preoccupazione dei genitori che chiedono come poter fare, però grosso modo gli interventi più efficaci nell'età, nella fascia adolescenziale, sono gli interventi di prevenzione primaria e secondaria, che noi come ambulatorio non abbiamo le risorse per poter effettuare, ma il Dipartimento di Prevenzione insieme con, appunto, in linea con le indicazioni della Regione Veneto, offre dei programmi di prevenzione di comprovata efficacia che lavorano non solo sulla informazione, ma soprattutto sullo sviluppo del pensiero critico, sullo sviluppo delle abilità sociali, quali le capacità di problem solving, la peer education, quindi il confronto tra i pari per sviluppare quel senso critico che consente di prendere delle decisioni più in linea con la protezione e la promozione della salute. Quindi a monte, no? Dovete, dottoressa, dice, sopratttua con i ragazzi, potenziare questo tipo di intervento. Assolutamente, la prevenzione è la strategia migliore su cui lavorare. Poi purtroppo non è quantificabile, cioè il risultato degli interventi di prevenzione nel breve termine non riusciamo appunto a dare evidenza della utilità di questi interventi, ma sappiamo che sono quelli che pagano meglio nell'ottica. Altro, in un'ottica proprio di prevenzione. Ecco, come contattarci, come contattarvi, insomma stiamo vedendo ecco qui quelli che sono gli ambulatori, i riferimenti, quindi per quanto riguarda Oderzo, il distretto di Treviso e di Oderzo, la sede è quella della Madonnina, o anche poi di Oderzo. O di Oderzo con il SERD, lo stesso SERD per quanto riguarda il distretto di Asolo e lo stesso SERD di Via Ortigara a Parè di Conegliano per il distretto di Pieve di Soligo. Sì, certo. Se posso semplificare, per chi è interessato basta andare a cercare il sito Indipendo, www.indipendo.it, e all'interno della pagina dell'ULSS 2 dove c'è un riferimento al tabagismo e un sito dove ci sono più pagine sulle varie sostanze d'abuso che trattiamo, quindi sostanze stupefacenti, alcol
e anche dipendenze comportamentali, quindi gioco d'azzardo patologico, e c'è una pagina sul tabagismo dove ci sono tutti quei riferimenti che avete visto proiettati, quindi numeri telefonici e mail per poterci contattare. Bene, io vi ringrazio davvero per essere state con noi quest'oggi e per averci aiutato, insomma, a fare un focus sui rischi che ci sono per la salute e su tutto quello che si può fare per riuscire a liberarsi dalla dipendenza dalle sigarette. Grazie ancora allora alla dottoressa Eva D'Inceco, grazie alla dottoressa Maria Grazia Pasinato e grazie naturalmente a tutti voi telespettatori per averci seguito. Buon pomeriggio.